Allora, c'è un capitolo che con la dottoressa Zambello mi piaceva affrontare perché ne abbiamo parlato più volte, ma è un passaggio culturale determinante, in proiezione futura per i famosi baby boomers, che sono ancora persone giovani perché diciamo che sono operative, stanno ancora lavorando, ma in proiezione futura dovrebbero mettersi nella forma mentis, e anche quelli più anziani, di ipotizzare un proprio futuro di condivisione, di co-housing, che vuol dire vivere insieme ad altre persone anziane o ad altre persone. Lei diceva, ci sono già dei progetti con degli studenti, perché no? Però non tutti gradiscono, dipende poi in che condizioni si trovano, per ovviare al discorso dell'isolamento, della solitudine, dell'abbandono, quando queste generazioni probabilmente avranno i figli che saranno in giro per il mondo per varie questioni, oppure non avranno più figli. Qui entra in gioco l'assistente sociale, perché lei potrebbe in qualche modo... Sì, le spiego, è sicuramente un aspetto culturale che però passa attraverso delle buone prassi, delle esperienze positive, e quindi avere degli assistenti sociali assieme ad altri professionisti che possano mettere a sistema e attivare dei progetti dando sicurezza, ecco, e quindi non andando allo sbaraglio, no? Mandando allo sbaraglio le persone, diventa fondamentale. Ogni persona può avere, ecco, la possibilità di presentare il proprio bisogno, le opportunità e le risorse che può avere. Può essere un anziano con una casa grande, rimasta sola, la persona anziana potrebbe essere rimasta sola, e mettendola a disposizione però sempre attraverso i servizi, perché così si dà garanzia, si dà sicurezza. Se si accoglie qualcuno o si fa un co-housing, no? Ci sono progetti così, vanno monitorati, vanno verificati, quindi ecco, questo è l'aspetto, se volete, professionale. Però ci sono esperienze importanti, positive, che vanno a contrastare il dato che è questo della solitudine, dell'isolamento, che si amplificherà necessariamente, perché sono tantissime le persone anziane, che anche in prospettiva ci sono numeri preoccupanti. Però se cominciamo a mettere anche in azione queste progettualità, si comincia anche a creare meno solitudine e dare maggiori risposte sia ai giovani ma anche alle persone anziane. Se poi cominceranno a esserci esigenze di tipo sanitario, in quel caso si aggiungeranno prestazioni, ecco, più puntuali, che magari può essere l'assistente sociale che le sollecita, perché si rende conto che in un certo contesto diventa importante avere un supporto Ci sono delle ulteriore. esperienze bellissime anche con il mondo del volontariato, perché in qualche maniera fanno da sentinella, collaborando con i progetti, portando il pasto a casa, a domicilio, la spesa, perché magari appunto in quel momento per quella persona c'è bisogno, fanno anche da riferimento, da sentinella, e possono dire agli assistenti sociali di riferimento, agli operatori sociali, se ci sono delle fragilità, delle difficoltà, che quella persona che fino ad ora stava bene in questo momento ha avuto un decadimento, si segnala. Ecco che si riesce poi a mettere in rete i professionisti, il medico di base, una visita di controllo da verificare, altrimenti le persone restano sole e isolate, e se ne viene a conoscenza quando magari c'è. Ecco, quindi è tutta una rete di solidarietà, mi piace usare questo termine, però con molta attenzione, con dei progetti, che permette anche di prevenire, ripeto, queste situazioni più drammatiche. Questo vale anche per i giovani. Infatti io stavo pensando anche a questo, perché questo vale per le persone anziane, che è importantissimo avere istruzioni per l'uso su come attivare questo, come dicevo, anche mettersi nella forma mentis di... Per le famiglie, dove ci sono giovani, minori anche, e questo, ecco, tante volte l'assistente sociale è legato proprio al caso di separazione, divorzio, violenza in famiglia, e l'intervento dell'assistente sociale, ed è là che molti hanno un po' di paura, ma anche gli stessi nonni a volte temono l'intervento, perché il giudizio dell'assistente sociale è molto importante. Sì, intanto c'è da dire che lavora sempre nelle equipe, quindi c'è un pool, quindi minimo c'è lo psicologo che segue la situazione, e poi devono generalmente relazionare a dei giudici, valutare meglio le opportunità. Però insomma capisco che sono le esperienze che fanno più timore. In realtà sono anche esperienze che sono state aiutate le famiglie, ecco, perché magari da soli non si riusciva a venire fuori da situazioni di difficoltà. Ma ci sono progetti importanti che sono attivati nei servizi proprio che seguono l'età evolutiva, oppure in collaborazione tra i servizi comunali che attivano servizi di prevenzione per i ragazzi e i servizi della salute mentale piuttosto che delle dipendenze, che hanno anche ottenuto dei finanziamenti, i servizi dell'ASL, per diminuire il disagio dei giovani.
Ecco, perché è un dato davvero preoccupante, tanto quanto il numero crescente delle persone anziane che hanno bisogno di assistenza, aumentando l'età e l'invecchiamento. C'è un messaggio che è arrivato. Buongiorno, sono una persona di 64 anni sola che sarebbe interessata ad approfondire l'attività della vostra associazione. Ho diverse ore libere al giorno e vorrei capire come utilizzarle per gli altri. Grazie. Allora, io sto parlando per l'ordine degli assistenti sociali e mi riferisco che nei territori ci sono i colleghi, gli assistenti sociali che collaborano con tante associazioni, in particolare, restando nel messaggio dell'ascoltatore, anche con le associazioni della terza età attiva, che è un bellissimo nome perché significa che chi ha la possibilità di dare disponibilità ancora delle energie, 64 anni davvero, insomma, è un'esperienza preziosa da mettere a disposizione, però in maniera organizzata. È meglio aderire ad un'associazione e che collabora, in genere che collaborano con i comuni per alcuni progetti, o portare a domicilio a seconda di quello per il quale uno è portato a fare, quindi ci sono tantissimi ambiti. Certo, chi magari ha smesso un lavoro impiegatizio sono preziosi per esempio per questi sportelli di supporto alle famiglie, alle persone, e aiutare a fare le domande con il computer, a raccogliere le informazioni. Così invece magari qualcun altro si mette a guidare i pulmini dell'associazione, quindi con tutto un aspetto assicurativo, perché queste collaborazioni significa che c'è una convenzione tra le associazioni per fare questi progetti, a seconda insomma trasporto, lo sportello informativo e i pasti a domicilio, e c'è anche un'assicurazione dell'associazione e di questa collaborazione con il comune di riferimento, che coprono eventuali inconvenienti che possono nascere anche agli stessi volontari, ma poi c'è anche un'organizzazione e anche una formazione adeguata a seconda di quello che si va a fare. Anche andare a casa a fare un po' di compagnia, però sapendo che puoi riferire all'assistente sociale o a un referente, è importante. Per cosa si possono chiamare gli assistenti sociali? Per qualsiasi cosa, perché nel comune, se voi chiamate nei servizi comunali, poi possono riferirvi agli assistenti sociali che si occupano di quel problema. Forse il telespettatore o telespettatrice chiede per quali tipi di difficoltà. Sì, per qualsiasi difficoltà, e poi vengono orientati a seconda di come è organizzato un comune. Ecco, se è il comune, oppure se è un problema sanitario possono essere indicati e orientati verso gli assistenti sociali che lavorano nel distretto sociosanitario oppure in altri servizi dell'ASL e possono offrire l'ausilio. Addirittura ci sono i progetti per le dimissioni protette che coinvolgono non solo gli assistenti sociali ma anche altri professionisti, gli infermieri. Nei reparti fanno da trade union per preparare le dimissioni prima con ausili o con i bisogni che la persona... Cioè, questo è un caso molto frequente. Di solito quando una persona finisce in ospedale, soprattutto una persona anziana, improvvisamente un giorno per l'altro, qualche volta con un po' di anticipo, molte volte no, viene scaricato immediatamente a casa, panico tra le file per i familiari, non sa, magari non è più in grado di muoversi, di deambulare, di avere una vita autonoma, e la famiglia si deve gestire il tutto e per tutto. Se famiglia non c'è o se la famiglia non è in grado di farlo, può chiamare l'assistente sociale, ma dove? In un comune? Sì, anche all'interno dell'ospedale ci sono gli assistenti sociali che lavorano all'interno dell'ospedale, possono fare da trade union ai servizi che si occupano di questo. Ci sono le cotte, adesso do delle indicazioni, ma ci sono già dei servizi che saranno, come vi dicevo, potenziati anche all'interno delle ASL, questi proprio per il piano non autosufficienza con i fondi e anche i fondi destinati alle ASL per potenziare questo tipo di trade union tra l'ospedale e il territorio, il bisogno anche magari di andare, di fare il passaggio nell'ospedale di comunità, se ancora non può, la persona sola non può andare a casa. Ecco, oppure per andare a casa perché magari ci sono i familiari, però solo alla sera perché c'è l'attività lavorativa che li impegna, si possono organizzare o frequentando i centri diurni oppure altri tipi di servizi che si possono organizzare rivolgendosi o all'interno dell'ospedale oppure all'interno nei servizi del comune e dicendo che c'è un proprio caro per cui ci sarà una previsione di dimissioni. Ecco, in questo caso qua i servizi, dopo gli servizi di residenzialità, le comunità che non si capisce ancora bene dove siano collocati, sono a pagamento.
Mentre l'intervento degli assistenti sociali no. No, assolutamente. Questo è un servizio pubblico, come vi dicevo, che deve essere anche potenziato in modo da trovarne in numero adeguato. Come ordine abbiamo lavorato nel territorio affinché aumentassero le assunzioni ed è aumentato nel Veneto del 14% dal 2017, quindi un buon risultato. C'è ancora molto da fare, però insomma stiamo lavorando per fare in modo che i cittadini abbiano questo diritto, il diritto di chiedere ed ottenere i propri servizi. Presidente, grazie di essere stata qui con noi, ringraziamo la dottoressa Zambello di averci dato questo spaccato molto importante su una realtà che è estremamente utile, bisogna conoscerla e se c'è bisogno naturalmente fruirne attraverso innanzitutto i comuni oppure le aziende ospedaliere, o anche per carità il medico di medicina generale, potrebbe essere anche questo un tramite, comunque esistono i riferimenti e quindi utilizziamoli. Grazie ancora, buon proseguimento, a presto. Grazie.